La faglia adriatica, la placca geologica che unisce i terremoti negli Appennini e nei Balcani. I pericoli che gli osservatori dell'OSCE affrontano per cercare di garantire il cessate il fuoco nell'Ucraina orientale. Tra nostalgie panslave e presente atlantico, i bulgari oggi scelgono il nuovo presidente. L'Ungheria celebra l'insurrezione antisovietica del 1956 e il ricordo si trasforma in polemica politica. Una rete culturale di conoscenze unirà i musei degli stati e delle regioni bagnate dall'Adriatico. Il terremoto che ha colpito l'Italia centrale ha avuto una grande risonanza nei media dell'Europa orientale, specialmente nelle aree a noi più vicine, negli stati ex jugoslavi, in Albania e in Grecia, zone spesso flagellate da terremoti. In settembre c'è stato un sisma a Skopje che ha provocato solo danni alle cose. Nella capitale macedone però tutti ancora ricordano il grande terremoto del 1963 che causò più di 1000 morti. La terra nei giorni scorsi ha tremato anche in Bosnia ed Erzegovina. 2 anni fa 4 minatori morirono quando per un terremoto crollò una delle gallerie della miniera di Zenica. In Croazia il pensiero è andato al grande terremoto che nel 1667 distrusse completamente Ragusa, Dubrovnik, ma anche al sisma del 1976 che colpì sia la costa montenegrina sia quella dalmata, provocando circa 150 morti. Il professor Peter Suchadolz dell'Università di Trieste, che per anni ha guidato la Società Mondiale di Sismologia, spiega il collegamento tra l'area dinarica e l'Appennino. Gli Appennini si accavallano sul promontorio adriatico e questo dall'altra parte chiaramente si inabissa sotto i Dinaridi, quindi sotto la costa ex jugoslava. Non c'è un nesso diretto, però chiaramente il processo è unico. E a livello continentale, cosa provoca questi terremoti, dalla Slovenia fino alla Grecia all'Anatolia? Proprio questo inabissarsi della microzolla adriatica sotto i Dinaridi. Questo è tutto dovuto all'Africa che va a, diciamo così, a sbattere contro l'Eurasia, un movimento di rotazione dal punto triplo delle Azzorre e quindi si muove molto di più nella Turchia che non nella Grecia e non nell'Italia. L'Anatolia è un altro margine molto pericoloso perché il movimento delle placche è abbastanza grande, con velocità relative superiori che non in Italia, per cui i terremoti sono molto più frequenti. E sotto l'arco dell'isola di Creta c'è un'altra zona di subduzione che può dare terremoti molto forti, diciamo 8,5 anche. Ma è possibile che lo sciame sismico che sta colpendo il centro Italia possa provocare dei terremoti oltre Adriatico? Beh, non direttamente, ma a lungo termine sì, perché tutta, diciamo, la microzolla adriatica, o se vogliamo il promontorio adriatico della placca africana, che si muove e quindi sia dalla parte occidentale Appennino o dalla parte orientale, diciamo, i Dinaridi, riesce a produrre terremoti. Quindi direttamente non sono collegabili, però lo sforzo che viene impresso da questo movimento lento chiaramente una volta provoca un terremoto a occidente, una volta ad oriente. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha confermato l'attenzione del Quirinale per il confine orientale per i rapporti di buon vicinato con la Slovenia, visitando Gorizia. Mattarella per l'occasione ha ricevuto il suo omologo sloveno, Borut Pahor, una visita nel segno della riconciliazione a un secolo dalle stragi della Grande Guerra. Unisono l'invito dei due capi di Stato a continuare a costruire il comune futuro europeo. Mattarella e Pahor si sono poi recati a Doberdò, un piccolo comune del Carso, dove si sono inchinati davanti a un monumento che ricorda le migliaia di soldati sloveni caduti sul fronte dell'Isonzo. Mattarella ha ricordato che Doberdò è un comune bilingue dove vive una forte comunità slovena riconosciuta dall'ordinamento costituzionale italiano. Le minoranze slovene in Italia, italiane e Slovenia, sono due elementi portanti dell'amicizia fra i nostri paesi ed è comune interesse valorizzarle, tutelarle, dar loro ogni possibilità di espressione. È quello che facciamo insieme, congiuntamente, Slovenia e Italia.
In precedenza, il presidente Mattarella è stato a Trieste per l'alzabandiera in occasione del 52esimo anniversario del ritorno della città giuliana all'Italia dopo le vicende della Seconda Guerra Mondiale. $10.000 morti, è questo il bilancio di quasi 3 anni di guerra nell'Ucraina orientale. Lungo i fronti del Donbass gli scambi di fucileria sono continui. Un anno fa una speranza era stata accesa dagli accordi di Minsk, accordi che purtroppo sono sostanzialmente rimasti sulla carta. I secessionisti filorussi non accettano la sovranità del governo ucraino, mentre Kiev non vuole garantire forme di autonomia ampie al Donbass. Per rilanciare il processo di pace, a Berlino si sono incontrati la cancelliera Merkel e i presidenti francese Hollande, ucraino Poroshenko e russo Putin. Dopo 5 ore di discussione, la cancelliera Merkel ha detto che non ci sono stati miracoli. È stata raggiunta un'intesa di massima su uno scadenziario del processo di pace che i ministri degli esteri dei 4 paesi dovrebbero preparare entro fine novembre, nonché su una missione di polizia armata nel Donbass, i cui dettagli dovrebbero essere discussi insieme all'OSCE. L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, dove insieme ai paesi europei tutti sono rappresentati anche i russi e gli americani. A guidarla è un italiano, l'ambasciatore Lamberto Zanier. Quello che abbiamo fatto nell'ultimo paio di mesi è stato quello di facilitare un disimpegno delle forze in certi settori della linea di contatto dove le prime linee si erano avvicinate troppo, anche a distanza di 100 metri l'una dall'altra, e questo alimentava ancora di più le violazioni al cessate il fuoco. Quindi stiamo monitorando queste zone dove c'è stato questo disimpegno, stiamo lavorando su altre dove ancora troviamo ostacoli in questa direzione, e il vertice adesso ha aggiunto nuovi compiti che sono quelli di identificare altre zone per cercare di creare condizioni poi per i passi successivi per la risoluzione del conflitto, a cominciare dalle elezioni, poi il monitoraggio delle frontiere, lo scambio dei prigionieri. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che Vladimir Putin a Berlino ha accettato la proposta di trasformare la missione OSCE da civile in una missione armata nel Donbass. All'inizio di ottobre a Lugansk e Donetsk i separatisti invece hanno organizzato delle manifestazioni contro l'ipotesi di trasformare la missione OSCE da civile in militare. Ma come opera attualmente l'OSCE nel Donbass? È una missione disarmata di osservazione. La funzione principale che abbiamo è quella di facilitare nell'attuazione di queste intese e di monitorare e riferire su quello che vediamo sul terreno. Uno dei pericoli che incontrano gli osservatori dell'OSCE sono le mine. Perché questo disimpegno funzioni a dovere, bisogna procedere allo sminamento di queste aree e creare lo spazio perché noi possiamo piazzare i monitors come una forza di interposizione, come una tradizionale operazione di pace. E ancora non abbiamo le condizioni per questo. E le due parti, direi, in maniera uguale e simmetrica prendono tempo e non procedono con passi spediti verso lo sminamento che sarebbe necessario. Ambasciatore, ma voi dell'OSCE che cosa osservate sul terreno? I contendenti vogliono un accordo o invece stanno cercando una soluzione militare del conflitto? L'impressione è quella che ci sia piuttosto una disponibilità a negoziare i passi successivi, ma anche una capacità a continuare in un impegno conflittuale protratto nel tempo, che ci preoccupa ovviamente perché date le difficoltà del processo politico questo scenario è uno scenario che ci vedrà sul terreno per lungo tempo. Il governo di Kiev naturalmente continua a rivendicare la propria sovranità anche sulla Crimea, la penisola che Putin ha annesso alla Russia. Una richiesta questa che le diplomazie occidentali formalmente appoggiano, nella sostanza però il fatto compiuto viene riconosciuto. La Russia è sempre una delle potenze nucleari, per cui nelle cancellerie europee si fa largo l'idea di uno scambio tra la Crimea e il Donbass. A Ratece, una località alpina in Slovenia vicinissima al confine italiano di Tarvisio, una donna somala è stata soccorsa da 2 poliziotti nel parcheggio di un'osteria. La donna, che non parla nessuna lingua europea, stava per partorire ma aveva paura degli agenti, uomini e in divisa.
Ad aiutare la partoriente sono state le donne del paese che prima l'hanno tranquillizzata e poi l'hanno accompagnata nel vicino ospedale dove è nata una bellissima bambina. La puerpera e la neonata stanno bene. Con l'aiuto di un interprete, i medici sloveni hanno capito che la donna era convinta di essere in Italia. Gli abitanti di Ratece hanno organizzato una colletta per aiutare la giovane Somola. La chiamano la nostra Madonna. Alcuni blogger di Lubiana definiscono invece Ratece la Betlemme della Slovenia. Secondo le previsioni si dovrebbe arrivare a un ballottaggio tra la candidata del partito totalmente al governo, Gerb, Movimento di Centrodestra, e il candidato del Partito Socialista, principale forza di opposizione. Sofia, Bulgaria, si vota oggi, si vota per avere un nuovo Presidente della Repubblica. L'analisi di Francesco Martino, giornalista residente dell'Osservatorio dei Balcani e Caucaso, non ci fa capire quali saranno i possibili risultati e d'altro canto è davvero complicato. I candidati infatti sono 21, tra cui musicisti, showman, un ex galeotto, un deputato nazionalista accusato di pedofilia e il meno popolare primo ministro della storia del paese. La campagna elettorale, peraltro, girando per le vie della capitale, è quantomeno fiacca. Questo è uno dei parchi principali di Sofia. Questi sono i manifesti elettorali per due candidati alla presidenza, anzi per il candidato socialista alla presidenza e la sua vice. Ecco, trovare cartelli così, manifesti elettorali a Sofia, è quasi impossibile. Chi dovrebbe dunque contendersi la poltrona alla fine sono questi due signori, Cesca Tsasheva, rappresentante del partito di maggioranza, e Rumen Radev, alfiere dei socialisti. In realtà in Bulgaria il capo dello Stato non ha grandi poteri, eppure la battaglia politica è accesa. Boyko Borisov ha provato in qualche modo a ringalluzzire, a dare sostanza a questa candidatura, proponendola di fatto come un referendum sul proprio governo e appunto dicendo pubblicamente che in caso di sconfitta si andrà probabilmente a dimissioni e quindi a nuove elezioni. Per il Partito Socialista, che negli ultimi anni è stato piuttosto in ombra, si tratta di un'occasione d'oro per poter rilanciare la presenza del partito stesso nel mondo politico bulgaro. Insomma, il primo ministro si gioca tutto, è una specie di referendum, si dice. Il paese, 7 milioni e mezzo di abitanti con un reddito pro capite di $7.000 all'anno, qualche difficoltà ce l'ha anche in termini di democrazia a Sofia alla fine di ottobre. L'estrema destra ha sfilato chiedendo l'allontanamento degli stranieri, la chiusura delle frontiere ai profughi. L'economia non decolla e il processo democratico, appunto, è abbastanza fermo. La libertà di stampa è una chimera. Certo, l'arrivo della Bulgaria nell'Unione Europea ha portato a miglioramenti con la fine degli attacchi fisici ai giornalisti. La pressione però non è sparita, si è solo trasferita nella capacità di controllo da parte dei gruppi oligarchici, sia in modo politico ed economico, sia con strumenti istituzionali. Solo superficialmente la situazione è cambiata, in realtà è solo cambiata la strategia. Il voto di oggi probabilmente non cambierà molto, anche se gli elettori dovranno votare anche per 3 referendum che hanno l'obiettivo di rilanciare il processo di democrazia e di rappresentanza. È interessante che il comitato promotore fondamentalmente ruota intorno a un personaggio dello show business in Bulgaria, Slavi Trifonov, che è un po' il grande vecchio appunto dello show business. Alcuni dei referendum proposti sono stati bocciati dalla Corte Costituzionale, probabilmente quelli che avrebbero avuto un effetto maggiore, rimangono quelli principali, quello che chiede l'introduzione di un sistema maggioritario secco alle elezioni politiche e che potrebbe appunto modificare in modo abbastanza importante il sistema elettorale in Bulgaria. I segni dei proiettili delle armi della polizia segreta davanti al Parlamento sono ancora là, uno dei ricordi dei tragici giorni della rivoluzione ungherese repressa nel sangue dal massiccio intervento militare dell'Unione Sovietica.
Tra i magiari persero la vita almeno in 2500. Proprio davanti al Parlamento il primo ministro Viktor Orban ha voluto celebrare il 60° anniversario il 23 ottobre scorso. Le sue parole hanno lasciato strascichi polemici. La nostra responsabilità è prevenire la sovietizzazione di Bruxelles, ha detto dinanzi a una piazza in piccola parte composta da rumorosi contestatori. Uno di questi è rimasto ferito. Non ha badato a spese il governo per celebrare la rivoluzione. Questa canzone è stata scritta dal produttore discografico Desmond Child proprio per ricordare il 1956. Tappezzato di manifesti il paese, che tuttavia ha vissuto diviso questa ricorrenza. A molti non è piaciuta la scelta di Orban di ignorare i riformisti come Imre Nagy, la cui casa in un quartiere residenziale di Budapest è oggi un museo. Nagy era a capo del governo che dopo 5 giorni di violenti scontri prese il potere instaurando un dialogo con il popolo prima che la settimana successiva l'Armata Rossa pose fine al suo tentativo. Nagy fu giustiziato 2 anni dopo. Tra i critici c'è il professor Federico Argentieri della John Cabot University di Roma, che ha studiato in maniera approfondita il 56. Imre Nagy è una figura scomoda per il governo di Orban. È un personaggio che non dovrebbe esistere perché i comunisti dovrebbero essere tutti cattivi, e invece lui no, evidentemente. È riuscito all'ultimo momento, negli ultimi 2 mesi della sua vita, a riconquistare la piena fiducia, a conquistare e a riconquistare la piena fiducia del popolo ungherese. Il portavoce del governo Zoltán Kovács spiega le ragioni di questa scelta. Imre Nagy played a major role, but don't forget that Imre Nagy was a communist. Imre Nagy svolse un ruolo importante, ma non dimentichi che Imre Nagy era un comunista. In realtà svolse un ruolo importante nel commettere ciò che è accaduto negli anni 50 e anche se cambiò idea negli ultimi 11 giorni della rivoluzione perché capì la vera natura di ciò che stava accadendo, gli autentici eroi del 1956 furono quegli ungheresi ordinari, operai, intellettuali, contadini, che resistettero e si ribellarono alla dittatura. La brutale morte di Nagy, che non ha mai rinnegato l'ideale comunista, ha ispirato persino un sacerdote di Core in provincia di Latina, Romanio Pietrosanti, che su Nagy ha scritto un libro. Uno che ha cercato di conciliare la sua fede comunista con la fede nella libertà, col tentativo di dare libertà, dignità, indipendenza il più possibile al popolo ungherese. Non ci è riuscito tragicamente in quei giorni. Diciamo che quello è stato un seme che poi è, possiamo dire, sbocciato nell'89, insomma. A complicare ulteriormente la memoria del 56 ci si è messa anche la televisione di Stato russa, che ha mostrato un servizio che ha insinuato un complotto dei servizi segreti stranieri, compresa la CIA. Orban, che pure ha buon rapporto con la Russia di Putin, ha risposto con decisione, convocando l'ambasciatore di Mosca al Ministero degli Esteri. Non sono bastati 60 anni per rimarginare le ferite. Scambio e condivisione di buone pratiche per aprire nuove frontiere all'arte contemporanea attraverso mostre congiunte di sculture, dipinti, videoinstallazioni, ma anche per confrontarsi su politiche di gestione e di valorizzazione degli spazi e dei contenitori, lungo un virtuale ponte di idee e progetti tra le 2 sponde del mare che ci unisce ai Balcani. Opportunità di dialogo e di cooperazione economico-culturale che adesso possono contare su uno strumento operativo in più, una rete transfrontaliera dei musei dell'Adriatico, con capofila il Teatro Pubblico Pugliese, che vede coinvolte realtà provenienti da Italia, Albania, Grecia, Croazia, Montenegro e Slovenia nell'ambito del progetto europeo Adria Wealth, un'idea di sviluppo e benessere economico che vede la cultura e l'arte in primo piano, un progetto che capitalizza i risultati già ottenuti da 5 programmi finanziati da Bruxelles, ovvero Archeo.es, Adria Cold, Art Vision, MedPets e Roof of Rock, tutti studiati e finalizzati al fine di individuare nuovi strumenti per lo sviluppo di un turismo sostenibile. L'Adriatico è un posto molto speciale che unisce tutte le nazioni dalle 2 sponde del mare, così tutti i progetti che ci toccano sono molto importanti. Abbiamo parlato e abbiamo visto che abbiamo molte cose in comune,
così non c'è problema di trovare i temi. Le cose buone che ognuno di noi fa, se vengono trasferite agli altri, accelerano la crescita e si rendono molto più utili per, parola abusatissima, lo sviluppo dei territori. Critici d'arte, direttori di musei, rappresentanti istituzionali dei vari paesi coinvolti, tutti insieme per favorire il confronto, il collegamento e la cooperazione tra realtà culturali analoghe che si affacciano sull'Adriatico, per promuovere esperienze manageriali fatte nei propri territori al fine di migliorare qualità e modalità di accesso ai servizi culturali offerti al pubblico, di attivare sinergie per lo sviluppo di distretti espositivi transnazionali e di proporre forme innovative di gestione dei servizi museali. Il tutto adottando le migliori tecnologie disponibili, al passo con stili di vita ed evoluzione culturale dei partner coinvolti. Per il progetto Adria Wealth, infatti, cultura e turismo non sono più motori in grado di accrescere il PIL di singole regioni o paesi, ma contenitori di processi che catalizzano meccanismi strutturali per quella sostenibilità necessaria alla nascita di attività economiche che rispettino ambiente, paesaggio, realtà locali ed esigenze occupazionali dei territori.